26.000 assunzioni a tempo indeterminato in Veneto nei primi 9 mesi del 2015 grazie al Jobs Act. Lo ha detto il governo, ma la CGIL ricorda che è frutto unicamente del superincentivo dato alle imprese dall'esonero dei contributi e che non durerà. E tra parentesi nel 2016 viene previsto ridotto del 60%, quindi in realtà è stato un doping nel mercato e un finanziamento illecito alle imprese per assumere soprattutto lavoratori che non avranno più il vecchio contratto a tempo indeterminato e quindi la garanzia di continuità occupazionale, ma un contratto a licenziabilità facile. La riforma ha messo in discussione le tutele dei lavoratori, dice il sindacato, e ampliato l'area del cosiddetto lavoro grigio, con il boom dei contratti a part-time. La percentuale dei nuovi contratti a tempo indeterminato di part-time è elevatissima, è il 40-45%. Questo nasconde in alcuni casi un'elusione, perché molti di questi lavori in realtà richiedono prestazioni a tempo pieno, ma vengono formalizzate e regolarizzate come part-time. Quindi sempre più lavoratori poveri, fa notare la CGIL. Intanto in Veneto il tasso di disoccupazione giovanile è balzato al 26,7%, 6 anni fa era poco più dell'8%. Le persone in mobilità sono al massimo storico, 26.800. Tra gennaio e luglio 630 aziende hanno aperto procedure di crisi. E oltre a tutto questo il Jobs Act ha stabilito che dal 2016 non ci sarà più la cassa integrazione per cessazione di attività e il contratto di solidarietà per chi oggi non ha la cassa, che dal 2017 cesserà l'istituto della mobilità e non si sa ancora se nel 2016 sarà prorogata la cassa integrazione in deroga. Le aziende che dovessero ricorrere comunque agli ammortizzatori sociali pagheranno un bonus malus all'INPS. Far pagare di più, far pagare costi maggiori alle imprese che utilizzano gli ammortizzatori sociali è sostanzialmente anche un incentivo al licenziamento. Una riforma per la quale c'erano grandi aspettative. Invece, contro il Jobs Act, la CGIL è pronta a presentare ricorsi e contenziosi giudiziari.